Sull'altopiano dei 7 comuni, tra Asiago, Rozzo e le valli della Lessinia, si racconta delle anguane. Non sono streghe, non sono fate. Sono donne che vivono vicino all'acqua, torrenti, risorgive, ponti bassi. Di giorno sembrano normali, di notte no. Chi le ha viste dice che camminano scalze anche d'inverno e che i loro piedi non lasciano impronte. Lavano panni nei ruscelli, cantano piano e se ti fermi ad ascoltare ti chiedono aiuto per attraversare. Ma le anguane non attraversano mai i ponti. Se lo fai tu al posto loro, ti seguono. E da quel momento qualcosa si sposta. Nel dopoguerra un boscaiolo di Roana raccontò di aver aiutato una donna vicino a un torrente ghiacciato. La accompagnò fino al ponte. Lei si fermò. La mattina dopo lo trovarono a valle, vivo, ma incapace di parlare. Continuava a fissarsi i piedi. Avevano dita in più. Sulle montagne venete lo dicono ancora. Se di notte qualcuno ti chiama vicino all'acqua, non rispondere e non guardarti mai i piedi dopo.